terminata con il risultato di 6-0 questa sfida tra Academy Palermo Calcio e Sporting Pallavicino. Siamo qui con il tecnico mister Davide Santalucia. Le chiediamo subito il primo tempo, 3 gol subito lampo, poi in secondo tempo una prima fase ottima, secondo tempo forse un po' di stanchezza. Sì, hai detto bene tu, un primo tempo dove veramente abbiamo avuto tante occasioni, siamo partiti veramente forte. Come di solito siamo abituati a fare. Oggi non era facile perché venivamo da una sconfitta che sul punteggio la scorsa settimana sembra netta, ma poi a livello di gioco veramente un po' bugiarda. Devo dirti che oggi i ragazzi hanno dato una bella risposta, perché avevo chiesto di dimostrare a tutti, ma anche a loro stessi, che non erano i ragazzi, non siamo la squadra di prendere 5 gol, ma nello stesso tempo avevo chiesto di ripartire dalla prestazione di Trapani, perché siamo stati in partita per un tempo e mezzo giocando veramente bene, una delle più belle partite secondo me che questo gruppo ha giocato, però il risultato la scorsa settimana è stato contrario e quindi oggi ho chiesto appunto una reazione. Siamo partiti forte, l'abbiamo messi subito, li abbiamo chiusi nella loro metà campo e abbiamo avuto parecchie occasioni prima dei gol, ma devo dirti sono contento. Ho visto cose belle, cose meno belle, però dobbiamo lavorare proprio su queste cose, già lo sappiamo da tempo e ci stiamo lavorando e siamo lì sul pezzo secondo me. La classifica secondo me, che in questo momento è anche secondo me un po' bugiarda, però ho detto a loro di non guardarla e di andare avanti. Dopo la sconfitta contro il Trapani, il risultato di 5-0, le chiedo quanto è stata importante questa vittoria anche dal punto di vista psicologico. Assolutamente, ma sai, non eravamo giù la scorsa settimana, eravamo giù per il punteggio, ma eravamo giù perché non meritavamo. Ma come ho detto poc'anzi non eravamo giù per le prestazioni secondo me sono importanti di questo gruppo. Già dalla prima partita di campionato abbiamo fatto a Trapani e l'abbiamo fatta anche oggi, dimostrando un grande carattere. Veramente sono contento per quello che hanno dato oggi i ragazzi. Oggi in campo 4 giocatori molto offensivi come Maniaci, Mazzola, Baglione e Pace. Le chiedo, è una soluzione che potremo vedere più volte all'interno di questo campionato, una formazione super offensiva? Ma guarda, dalla prima giornata che metto in campo 4 attaccanti. Oggi devo dirti che ho cambiato qualcosina, ho fatto rifiatare altri che avevano già fatto bene nelle precedenti partite e ho messo altri ragazzi che mi hanno dato anche loro delle belle risposte. Però guarda, noi siamo un gruppo dove a me piace parlare appunto di gruppo, cioè dove tutti devono essere protagonisti e nessuno escluso. Fino adesso stiamo facendo, anche quest'anno io sto facendo così e devo dire che il gruppo è veramente unito e quindi tutti si fanno trovare pronti, e questa secondo me come allenatore è la migliore risposta. Adesso diamo uno sguardo invece alla prossima partita contro il Team Calcio, ancora una volta dentro casa, quanto è importante anche per forse iniziare un filotto di vittorie. Sì, avevamo iniziato un piccolo filotto prima della sconfitta di Trapani, ci ha interrotto quella di Trapani, oggi abbiamo ripreso a vincere, una partita come tutte le altre va giocata, ci può dare un altro piccolo filotto, ma in questo momento, ripeto, come ho detto poc'anzi, non dobbiamo guardare la classifica, siamo solamente alla 6ª giornata. In questi campionati tutto può succedere, come anche chi è in fondo può risalire e chi è su può scendere. Il campionato è lungo, noi dobbiamo lavorare in settimana dando il meglio come stiamo facendo e poi raccogliere i frutti la domenica. Quello che sempre mi interessa è la prestazione. Io esco contento quando vedo la mia squadra giocare e fare una grande prestazione, poi al di là del risultato è ovvio che il risultato poi alla fine ti premia.